Sono partiti come da cronoprogramma i lavori all'ecopiazzola del quartiere 25 aprile, dove di buon mattino sono entrati in azione le ruspe che costruiranno l'area di conferimento rifiuti, progettata da ETRA e costruita con i soldi del PNRR. Il movimento non è passato inosservato e qualcuno è sceso in strada per dare un'occhiata al cantiere. Non sono d'accordo perché porta sempre più sporco di prima, perché prima viene una raccolta, dopo verrà sempre odori, gente che abbandonano perché sappiamo, ecco. Questo è una vita che io abito qui, era il nostro campo, per i bambini, per i cani, se li guardiamo, puliamo se sporcano. E poi vogliono anche togliere le piante, ne abbiamo troppe forse. Dai, dai. Non siamo contenti di questa cosa che stanno facendo perché avevamo un po' di verde e ce lo portano via. E ogni volta è sempre così. Si dice, poi si parla per niente perché quello che dicono di fare fanno. Benissimo l'ecopiazzola, però dovrebbero anche ridurre un po' le tasse per noi cittadini che portiamo la spazzatura, la dividiamo e loro prendono i benefici. E invece riduzioni di bollette? Non ce ne sono, anzi aumentano sempre di più. La seconda ecopiazzola, quella di San Vito, seguirà lo stesso iter a meno di clamorosi ribaltoni. Nelle scorse ore è arrivato il pronunciamento del TAR che boccia il ricorso dei cittadini e ora manca solo il via libera del cenio militare dopo la bonifica bellica dei giorni scorsi. Nel frattempo l'amministrazione comunale ha incontrato la popolazione per approfondire il progetto in una serata condita da contenuti e polemiche, ribadendo quanto aveva già detto il presidente di ETRA, Flavio Frasson. Sarà un servizio integrativo all'attuale porta a porta che rimane, non viene assolutamente tolto, nessuno ha mai parlato di toglierlo, tant'è vero che stiamo stampando i calendari del prossimo anno con tutte le giornate raccolte come erano adesso. È un servizio aggiuntivo nel senso che un cittadino può scegliere di portare i propri rifiuti direttamente all'ecopiazzola con la propria tessera 24 ore al giorno, quando decide.